Tra terra ed acque a San Donà di Piave per Terre Evolute, il Festival della Bonifica. Andiamo a scoprire insieme di che cosa si tratta. Intanto un privilegio e anche grazie a una coincidenza del fatto che 100 anni fa esattamente qui si tenne questo congresso che ideò la bonifica integrale. È una fortuna da condividere con tutte quelle terre che in virtù di quello che hanno pensato, voluto e realizzato i nostri nonni ancora sono con i piedi all'asciutto a distanza di un secolo. Sono tante le sfide future per le terre della bonifica, vuole raccontarcene qualcuna? Sicuramente dopo la missione della bonifica, quella della irrigazione che è sempre stata propria dei consorzi, la prossima sarà quella della sostenibilità e dovremo avere la capacità, la lungimiranza e la volontà di pensare a come lasciare questo territorio per le prossime generazioni e speriamo che da qui a 100 anni qualcuno si ricordi di noi. Quindi ci sono già dei progetti in auge, insomma, rivolti alla sostenibilità? Sì, nei giorni di pre-festival e quindi ieri e ieri l'altro questa piazza era piena di bambini e ragazzi che hanno lavorato nel corso di quest'anno da tutto il Veneto sui temi del significato della bonifica, cosa vuol dire la rete di canali, cosa vuol dire i mangiatori di acqua, letteralmente le idrovore, e della necessità di curare non la malaria, quella che è trasferita dalla zanzara anofele, bensì la cattiva aria di questi giorni che per Pianura Padana è sicuramente un altro argomento importante. Quindi attenzione ai giovani e attenzione al territorio. Grazie Sindaco di San Donà di Piave. A voi, grazie, buon festival a tutti. Buongiorno innanzitutto, celebrazione importante sia gli 800 anni di UniPD così come i 100 anni che celebriamo qui oggi. Importante la nostra partecipazione a questa manifestazione perché dimostra ulteriormente come l'attività dell'università non possa e non debba svilupparsi solo all'interno delle mura dell'Accademia, ma ci sia necessità di un'interazione con il territorio per esplicare al massimo quella che noi chiamiamo terza missione, quindi collaborazione sul territorio scientifica ma anche culturale, ma anche sociale al fine di far progredire, trasferire tutto quello che viene messo a punto all'università sui territori. Quindi due eccellenze che hanno collaborato insieme e che so che sono impegnate per tanti progetti futuri. Assolutamente sì, due eccellenze, considerando una il territorio, l'insieme del territorio, che collaborano e spero collaboreranno anche in futuro, e non dimentichiamoci su argomenti così importanti come quelli trattati oggi: acqua, gestione sostenibile, sostenibilità dell'attività sul territorio. Quindi un nuovo modo anche proprio di guardare al territorio e di guardare al futuro. Assolutamente sì, un nuovo modo, e posso assicurare che almeno per questa governance un punto di riferimento quello di avere un'università per il territorio e sul territorio, animato da collaborazioni e rapporto sempre più stretto con tutti gli attori del territorio. Grazie mille, buon lavoro. Assessore regionale Canerra, il Veneto ha un ruolo centrale nel Festival della Bonifica. Assolutamente sì, la Regione Veneto in questi ultimi 10 anni ha investito molto sul tema della bonifica, quindi sull'irrigazione in particolare, sull'uso e il consumo dell'acqua, che diventa sempre più fondamentale non solo in ambito agricolo. Abbiamo investito ben 93 milioni negli ultimi 10 anni e oltre 400 grazie all'utilizzo dei bandi nazionali. Ora abbiamo altre due grandi opportunità legate al PNRR e legate anche ai nuovi bandi nazionali, quindi abbiamo ben 25 progetti già pronti, esecutivi, per essere proposti e finanziati, quindi speriamo che vengano accolti per il bene della nostra regione. Beh, è un sogno che si realizza. 5 anni fa ci eravamo dati come obiettivo quello di celebrare i 100 anni della bonifica integrale, che proprio qui ha visto i Natali 100 anni fa a San Donà, e volevamo fare un qualcosa che giustamente ricordasse quell'evento, ma anche lo monitorasse, nel senso cosa sono successi in questi 100 anni
e qual è la prospettiva che possiamo avere come consorzi di bonifica per dare il nostro contributo in futuro al miglioramento in generale delle condizioni del nostro territorio. Oggi ci siamo arrivati interessando il sapere, le università e tutti i puntatori di interesse che possono dire e dare qualcosa a questa giornata che vuole essere sì celebrativa ma anche propositiva, quindi guardare avanti. E i moltissimi relatori che avremo oggi e domani e dopodomani presenti qui sul palco con vari simposi hanno proprio messo a fuoco alcune problematiche che vorremmo cercare di affrontare e risolvere nel prossimo futuro. Volevamo chiederle, dal 1922 al 2022, qual è il filo conduttore che unisce questi 100 anni di bonifiche? È quello di un paese che ancora una volta si rivolge a un sistema dei consorzi di bonifica, quindi per le proprie competenze, per affrontare delle questioni che sono collettive, che sono importanti. Allora si trattava di asciugare delle terre, renderle salubri, renderle disponibili ad un'agricoltura che doveva sfamare il paese, uscito dalla fame ma in grande fiducia, che voleva crescere, voleva cambiare la propria storia e voleva farlo in meglio. Oggi ai consorzi di bonifica il paese chiede di affrontare le grandi tematiche dettate dai cambiamenti climatici e le politiche di adattamento, dalla transizione ecologica e pensiamo soltanto a tutta la complessa questione energetica, la questione del cibo sugli scaffali. Ora come allora, oggi è l'economia bellica a dettare questi tempi. L'agricoltura irrigua, l'irrigazione collettiva fatta dai consorzi di bonifica è la risposta alle politiche di adattamento climatico, perché toglie l'acqua quando è in eccesso e la conserva per quando manca, perché su questa acqua e con questa acqua produce energia, ma soprattutto perché consente all'agricoltura di rispondere all'esigenza di cibo e di cibo di qualità di questo paese. E qual è oggi la risposta che voi date alla Regione Veneto? Ma il Veneto in questo processo, e lo dico non per piaggeria, oggi è ancora capofila, è un'eccellenza, è un primato di questo paese ed evidentemente partiamo da qua per un effetto contaminante sul resto del paese. Lei oggi ci racconterà come 100 anni fa tutto è partito proprio da San Donà di Piave. Che cos'è successo? È successo un fatto non di cronaca ma di storia, che un convegno organizzato da belle teste pensanti, tra cui il grande Silvio Trentin, uomo di San Donà, militare della prima guerra mondiale, che conosceva benissimo il territorio di bonifica, ritenne di organizzare questo nel marzo del 1922 questo convegno che doveva essere un convegno regionale, invece divenne un convegno nazionale con la presenza di 2 ministri di altissime personalità, tra le quali Don Luigi Sturzo, il professor Serpieri e altri, e si tracciarono in 3 giorni di lavori i principi della cosiddetta bonifica integrale, che significava togliere l'acqua mefitica, malarica dai terreni, ma anche predisporre il territorio ad essere abitato dalle popolazioni e creare quindi una forma di successo e di sviluppo per arrivare a dare lavoro alle persone e produrre derrate alimentari per la crescita del paese. Parlo di tutti i consorzi, quindi con l'Ambi Veneto e con la collaborazione dell'Università di Padova, siamo riusciti a generare questo e a pensare e a realizzare questo grande evento che è il Festival della Bonifica Terre Evolute, e quest'anno siamo quindi proprio diciamo con una battuta alla resa dei conti, con la resa finale, in cui poi noi cercheremo di pensare a un progetto di bonifica del terzo millennio. Abbiamo qui con noi l'avvocata Anna Maria Martuccelli, socio onorario dell'Ambi. Praticamente un pezzo di storia, signora. Vuole raccontarci la sua esperienza all'interno di questo progetto?
Sì, ho iniziato a lavorare in ANBI il 1° febbraio del 1958 e ho concluso la mia esperienza in ANBI a febbraio 2018. Questo mi ha consentito di poter seguire l'evoluzione legislativa delle norme in materia di bonifica integrale e di consorzi, con riferimento a tutti gli eventi, sia relativi alla modifica dei territori, perché la bonifica ha avuto sempre l'impulso dalle esigenze del territorio, dell'economia e della società, e a mano che si sono modificati questi elementi in Italia si è adeguata la legislazione nazionale sui consorzi di bonifica. Abbiamo qui con noi Elisabetta Novello, responsabile scientifica di Terre Evolute per l'Università di Padova. In cosa consiste la vostra partecipazione in questo festival per i 100 anni delle bonifiche venete? Noi abbiamo costituito 2 anni fa un comitato scientifico che ha coinvolto più di 15 università italiane, alle quali ha partecipato anche l'avvocato Martuccelli, e che insieme ci ha aiutato in questo percorso di analisi di quelli che sono 9 dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Sono i 9 obiettivi nei quali i consorzi di bonifica sono più coinvolti, e quindi l'idea è quella che l'Accademia collabora assieme con il mondo tecnico e proprio con i consorzi di bonifica e i loro esperti per il raggiungimento di questi obiettivi. Quindi insieme con la cittadinanza, insieme con il mondo amministrativo, con le politiche amministrative, cercare di capire quale contributo possono dare concreto i consorzi di bonifica per il raggiungimento di questi obiettivi. Durante questi 2 giorni di simposio noi presenteremo appunto l'itinerario per la sostenibilità legato a questi obiettivi, con una serie di azioni concrete che i consorzi di bonifica possono attuare e dei parametri per poter poi verificare puntualmente quanto questi obiettivi siano stati raggiunti. Questo è appunto la speranza, che nei prossimi anni si possa seguire questa direzione. Dalla bonifica ambientale, direi quasi, possiamo forse parlare di una nuova fase che è la bonifica per la sostenibilità.